Allora, l'avete vista, campagna Come mi curo è anche tra l'altro l'hashtag che si può usare su Twitter per restare sempre aggiornati con le nostre informazioni, campagna che vi anticipavo di collaborazione della nostra testata TGR Veneto con lo IOV, che è l'Istituto Oncologico Veneto, un'eccellenza della ricerca sul cancro, un'eccellenza di Padova, un'eccellenza che prima di vedere come si sta delineando questa nostra campagna andiamo a scoprire insieme nella scheda che è stata curata da Elisa Billato. Nato nel 2005, lo IOV, Istituto Oncologico Veneto, è riconosciuto dal Ministero della Salute come istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. Un centro quindi di rilevanza nazionale dove la ricerca più avanzata, la prevenzione e la cura dei tumori si fondono. A questo centro afferiscono tutti i pazienti della Regione Veneto. Lo IOV è anche la sede della Rete Oncologica Veneta, un network in cui sono coinvolti centinaia di professionisti delle aziende ospedaliere di Padova e Verona, oltre che di tutte le ULSS. È organizzato in 4 dipartimenti: oncologia clinica e sperimentale, chirurgia oncologica, scienze radiologiche e fisica medica e servizi sanitari. Al centro di tutto sta il paziente, di lui fin da subito si occupa una commissione multidisciplinare: chirurghi, radiologi, oncologi, anatomopatologi, radioterapisti, genetisti, professionisti che grazie alla condivisione delle competenze decidono assieme il percorso diagnostico e terapeutico. Il paziente viene affidato ad un case manager che segue in prima persona il caso fino alla sua completa guarigione. Allora, l'avete sentito, ricerca è il termine più ricorrente, oggi non potevamo non partire da qui, parliamo di ricerca, di prevenzione, di diagnostica e lo facciamo nel nostro prossimo servizio. Buongiorno Regione, buongiorno a tutti i telespettatori. Parte oggi Come mi curo, la campagna che la nostra testata, la TGR Veneto, fa assieme all'Istituto Oncologico Veneto. Qui io mi trovo all'interno del laboratorio di ricerca e sperimentazione dello IOV. Accanto a me c'è una macchina sequenziatrice del DNA, una macchina di ultima generazione, un vero e proprio gioiello tecnologico. Ma andiamo a vedere assieme come si lavora in questo laboratorio. Tutto quello che di nuovo c'è oggi per la cura del cancro. Un laboratorio avanzatissimo, la punta di diamante dell'Istituto Oncologico Veneto. Siamo a Padova, alla Torre della Ricerca, dove innovazione, sperimentazione e cura dei tumori si fondono per garantire ai pazienti i migliori standard di guarigione. Qui si sequenzia il DNA, è la cosiddetta genomica del cancro. Il paziente va curato in base al suo profilo genetico. Per genomica del cancro si parte dal principio che ogni tumore è diverso, caratterizzato da diverso set di mutazioni. Se io conosco bene in dettaglio queste mutazioni, riesco a conoscere meglio il tumore e quindi mirare la cura esatta per questa cosa. E in fatto di cure ci sono delle novità importanti. Per alcuni tipi di tumore si può dire addio alla radio o chemioterapia. La nuova frontiera è l'immunologia del cancro. Esistono infatti dei farmaci speciali nati per la cura del tumore alla pelle, il melanoma, ma che adesso valgono anche per il tumore al colon, al polmone e al seno. Il secondo livello è l'immunologia del cancro, che è in qualche modo la vera novità. Allora, da molti anni si lavora sul sistema immunitario del cancro, ma solo da poco tempo si è riuscito a strappare il velo che faceva sì che il tumore non veniva visto dal sistema immunitario, perché si nascondeva, dava dei segnali tali per cui non veniva riconosciuto e quindi non riconosciuto il sistema immunitario non poteva aggredirlo. Una volta strappato questo velo, il sistema immunitario torna a essere in grado di aggredire il tumore. È una grandissima novità questa, perché ci sono dei farmaci che adesso in alcuni set particolari di pazienti però stanno dando risultati molto molto interessanti. Una scommessa, quella dell'integrazione tra cura e ricerca. Nei laboratori IOV lavorano a vario titolo circa 200 ricercatori. Sono in corso sperimentazioni per 172 farmaci diversi, coinvolgendo oltre 1 migliaio di pazienti. I dati acquisiti sono fondamentali. Genomica del cancro e anche immunologia del cancro generano una quantità di dati che se correlati insieme, clinica e preclinica, diventano un'informazione importantissima. Insomma, una volta si facevano sperimentazioni con 100 pazienti, adesso si accumulano dati di milioni di pazienti. Il centro è in rete con tutti gli istituti oncologici italiani, le sinergie sono all'ordine del giorno, ma il centro di tutto rimane sempre il paziente.
Questa dunque era la nostra prima puntata, non dimenticate ogni martedì un argomento di approfondimento e questa nostra collaborazione con l'Istituto Oncologico Veneto.